Oh, 9:30, diga di Fragaboggia, partenza Calvi, Monte Madonino. Diavolo, diavolo, diavolino davanti a noi. Diavolino, Traviasca, tutta la conca del Calvi, eccolo qua il Calvi. Il Madunì. Pegherolo. Questo Brunone 5 ore e mezza. Cazzo, è lungo il Brunone. Dove arrivo? Passo Portola. Voglio andare su qui, senza scendere. Si sa se questo fosse la Portola, quell'altro era il passo di Reseda. Adesso cominciamo la salita. Speriamo di trovare tracce, ma penso di sì. Fatica? Siamo sul... La mia fatica. Sì, gli strappi finali. Lì in fondo avremo lo Skies, le Dorta, il Coca nella nebbia. Presolana. Tracce di ghiaccio lungo il percorso. Piramide del Diavolo davanti a noi. Se passiamo dall'altra parte. Probabilmente questo è il Disgrazia. Come? 11:31, ultimi passi verso la vetta. Abemus vetam. La Madonnina del Madunì. Adesso anche sulla nebbia. Gigi. Mettiti lì che ti faccio. Per immortalare la vetta. Ti
faccio? Che due amici bergamaschi. Sì. Ascolta, Sentiero che tira. All'alba di Lex. Guarda, sta fatica lavorava. Bergamaschi di dove siete? Io sono su tra Bergamo e Milano, va più d'Adda. Ah, va, prima, vabbè, Sì. siete giù da là. Lui di Arsen, Eh? Mario di Arsen. Guarda lì, Renota. Dai. Ma che bomba. Ah, sta nel folletto e l'oltre il cavento. Ma le vedete che cosa? Allora, cornone bulmone. Che cornone che hanno fuori. Sì, si parla, ma adesso c'è l'animato quelli da cartina. Tu volevi in carta? Allora, appunto Sky adesso fuori. C'è le dotta punta Sky. Poi di qua ci dovrebbe essere Cima Soliva, ma quella di qui, quel triangolo là, che vedo poi su. Poi c'è il diavolo di tenda che si dovrebbe vedere Il probabilmente. diavolo, questo qua, Il diavolo di tenda. sì. Ma poi c'è il diavolo dalla tentina. Ah, ecco, quell'altro. Che è di là. Ma distingo qua, sulla vetta del diavolo, cos'è che c'è sopra? Si vede un qualcosa? Ah, c'è su una... Un ripetitore? Una croce, no, no. C'è un triangolino, una croce in alluminio, bassa, E noi siamo andati su tanti anni fa e non c'era niente, quello. Almeno mi pare che non c'era niente. No, sto su Non ricordo i nomi. 3 anni fa, io ho fatto lì la Baroni, con la cresta qui che si vede qui davanti. Pizzo Gro, prima, Pizzo Cima Solivere, davanti. Pizzo strinato, sono tutti nomi strani. No, quello è di là, Di là. Deve andare su, deve di là. Ah, di là del Di Barbellino là, praticamente. sì, Di là c'è, come si chiama? Torena. Torena. Sì, il costone, il Torena, pizzo strinato. A Fiucavo addirittura. La guardita là, sarà meglio che mi sono lì a rifugere. Una bella birra. Polente camoso, così che almeno a fare gode belle. Un brino solo alla bagozza. E la bagozza l'abbiamo mancata noi l'anno scorso per un pelo. Perché c'era c'era troppa neve dalla parte di qua, no? Allora siamo andati su dal Campelli. Abbiamo fatto tutto il giro dalla parte di là. Siamo arrivati sulla cima alta di qua, bisognava scendere la forcella, ma ormai era tardi e c'era una nebbia della Madonna, abbiamo rinunciato. Fatto il campione. Siete andati al rifugio da vicini. No, siamo passati sopra. Non l'abbiamo neanche visto veramente il rifugio, il bivacco. Bivacco o rifugio? Bivacco, no? Ah, rifugio. Rifugio? Rifugio vicini. Sì. Buona, mangiato. Sì. The best. Dai, se riesce. Insomma, è lontano, ma... È lontano, veramente. Deve fare come le formiche. Belli, va vicini. Oh, ma un bel passo, Così, Ah, che bel porcino. Oh, camicio, bello, ecco, qualcuno lo prego. Qualcuno l'ha trovato il porcino. Bellissimo, guarda che bello. Fischia, dale! Quello lì mangiarlo crudo, Una bomba. un po' di olio, un po' di pepe di sura, No, olio buono. insegna mia, se dopo che lei me la mangia subito. Angelo ha già preparato per la discesa.
Frescolina c'ho, frescolina la giornata. E voi quelli dove vanno? Vanno giù in Valgoglio praticamente, vanno giù Fiume Nero, che paesi lì. Da lì, Sì. da lì, non va a giro una traccia qui. Pure è alto quello lì, almeno come noi, se non di più. Ma cos'è sta sirena? Cos'è secondo te? Mezzogiorno, stabilimenti chiudono, probabilmente 12.05. Cazzo, faccio le 12:10. Sì, non vuol dire niente stasera questo orario qui, veramente. Non può andare. 12.07, ma qui l'orologio della telecamera non lo registro mai. Non dimentichiamo niente, maglie, magliette. Fusio Calvi. Sì.
Dov'è che bisogna venire di là? No, no, ma di te, poi a destra vai giù, eh. Cioè, vieni giù avanti ancora un po' a sinistra, poi per quel traversone lì. Attraverso qui. Sì. Qui c'è un bollino. Ma qui puoi venire giù un po' come ti viene più comodo, Ti viene più comodo. Più o meno scendi dappertutto. Fregabolgia. Probabilmente queste sono le montagne del Passo San Marco. Dalla Porto la cresta di risalita verso il Grabiasca. Anticima e cima del Grabiasca. Oh, l'ometto ci indica la via. Presolana davanti a noi e Ferrante. E nebbia, nuvole in ordine sparso. Ho zoomata sul monte Aga. Oh, Nevaio del Redorta, vediamo di inquadrarlo bene. Siamo arrivati alla prima forcella. Costone di salita al Matonino. Indicazione la forcella qui.
Insomma stai prima, no? Credo che sia la migliore. Oh, qui siamo arrivati sull'altra forcella, che non si capisce bene se è questa qui sarà la porta probabilmente, quell'altro però secondo me discesa dal passo verso il Rifugio Caldi. Vediamo che noi all'abbeveratoio. Assaggiata, eh? È assaggiata, è fresca? Facciamo un pieno di acqua. Mettiamo un po' il responso. La responso è ottima, è buona? Perfetta. Bene, allora diamoci l'abbeveratoio. Madonnino, cresta di salita. Bianca. Il lago Fragabolgia. 2:45 arrivo, fine dell'escursione Madonnino. Il tempo si sta mettendo decisamente brutto, meno male siamo arrivati. Bellissima cascata, l'ombra di discesa che da Rifugio Calvi porta a Carona.